Pronto a dispiegare le ali, un selfie e quei numeri 6 e 19 perfino tatuati sul braccio come il profilo di Fabrizio Facchettin mostra sui social. Sono nuovi inquietanti contorni del dramma di Gorizia costato la vita a 3 persone. I numeri 6 e 19 pubblicati nel post verso mezzanotte, poche ore prima dell'esplosione della palazzina in viale 20 settembre autorizzerebbero a pensare al riferimento della data della tragedia, 19 giugno, come se fosse un piano prestabilito da tempo. Tutte le ipotesi restano aperte, lo ha detto chiaramente il procuratore di Gorizia Massimo Lia. Arcangelo Facchettin, questo è il suo nome su Facebook, e allora magari quei numeri potrebbero essere un riferimento mistico, religioso, ai versetti della Bibbia dove si parla di speranza come ancora dell'anima. Dalle analisi dei vigili del fuoco un dato è certo, ovvero che l'esplosione è scaturita dalla fuga di gas dell'appartamento di Facchettin, provocando la sua morte e quella di altre 2 persone. Naturalmente fanno impressione, ma ancora di più forse i di 2 giovani, il 44enne e il 45enne, perché entrambi non sono goriziani, cioè entrambi avevano scelto Gorizia. Bravo, entrambi hanno scelto Gorizia, ma non come sede provvisoria, perché avevano acquistato l'appartamento, avevano riqualificato alcuni anni fa, hanno depositato nel 2017 la chiusura della riqualificazione in comune, avvenuta peraltro a regola d'arte, perciò non influente sui drammatici fatti di questa notte. Perciò lui dalla Slovenia, da poco oltre confine, da San Petersburgo, un piccolo comune adiacente a Nova Gorica, lei da San Donama, alcuni anni poi a Caorle e da 10 anni già a Gorizia. Entrambi avevano scelto appunto la nostra città per viverci, per mettere su famiglia, ecco, e il dramma è che in realtà anziché città per viverci è diventata la loro tomba, una cosa davvero che, ripeto, ogni morte è agghiacciante e spaventosa, però ci sono delle tragedie nelle tragedie che colpiscono ancora di più.